Iniziamo subito con il realizzare la pasta frolla. Per prima cosa versiamo in una ciotola la farina, lo zucchero a velo, o va benissimo anche lo zucchero normale, non cambia assolutamente niente. Scorza grattugiata di un'arancia e di un limone biologici. Io ce li metto tutte e due perché mi piace la pasta frolla molto aromatizzata, però va benissimo anche un solo agrume, tralasciando come sempre la parte bianca che è quella amara. Un po' di sale, lievito per dolci, inizio a mescolare, poi aggiungo un uovo, un cucchiaio di latte ed infine aggiungo anche il burro a temperatura ambiente tagliato a tocchetti. A questo punto lavoro con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo, schiacciando il burro tra le dita. Ottenuto il panetto di pasta frolla, lo avvolgiamo con pellicola trasparente, lo lasciamo riposare in frigorifero per mezz'ora. Ci vuole olio di gomito, per la pasta frolla, però una volta che è pronta dà grandi soddisfazioni. Intanto che la pasta frolla fa la nanna, andiamo a creare il ripieno, sbucciando dapprima le mele. Non ci fare caso che io utilizzo il pelapatate, ma mi viene più comodo, più veloce e più facile. Poi le tagliamo a fette e poi a cubetti. Le inseriamo in una ciotola, le irroriamo subito con del succo di limone in modo che non anneriscano. Aggiungiamo anche la cannella, io ne metto un cucchiaino, poi se vuoi anche metterne di meno, poi in pinoli. Nuovamente scorza grattugiata di un limone e di un'arancia, oppure al posto dell'arancia puoi mettere i canditi d'arancia, di cui ti farò vedere la ricetta prossimamente, cioè sarà la prossima che andrò a pubblicare. Quindi se ancora non sei iscritto e se sei interessato a questa ricetta siciliana, rimedia subito, oppure ci puoi mettere l'uvetta che a noi non piace, quindi non la metterò. E in aggiunta puoi mettere anche del rum, ma io non lo metterò perché questo strudel lo mangerà anche mio figlio e non voglio che diventi un dolce alcolico. Infine zucchero e pangrattato. Mescoliamo il tutto, metto da parte e riprendo la pasta frolla e la stendo tra due fogli di carta forno con l'aiuto del mattarello. Devo formare una sorta di rettangolo. Eccolo qui. Adesso vado a versarci al centro le mele, compatto con le mani e aiutandomi con la carta forno ripiego su se stesso, sia da un lato che dall'altro, cercando di far combaciare bene i lembi. Chiudiamo anche i lati, buchiamo la superficie con dei rembi della forchetta così da far sfiatare l'aria, sbattiamo un uovo con un goccio di latte e spennelliamo la superficie. Zucchero di canna e cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti.